Ciao a tutti carissimi, siamo sabato 17 maggio e sono tornato qui a quasi un anno di distanza al parcheggio del rifugio Cesare Battisti sul Colle della Gaza per andare a fare questa escursione, ossia l'ascesa al Monte Gramolon, 1814 metri di montagna. Monte Gramolon che diciamo è divenuto famoso perché qui nel 1951 perse la vita Bepi Bertagnoli, da cui poi prese nome anche un rifugio qua dietro verso l'Elessinia. Bepi Bertagnoli, che era amico di Beppi De Marzi, che è diventato un compositore di musica molto famoso, e che proprio per Beppi Bertagnoli compose la canzone Signore delle Cime, che praticamente è un omaggio appunto a Bertagnoli, suo carissimo amico, nell'ascesa a Gramolon in solitaria, e durante l'inverno appunto fu travolto da una valanga. Ecco, quindi diciamo che tra l'altro canzone Signore delle Cime, che è veramente divenuta famosa a livello mondiale, bellissima, l'ho ascoltata ieri sera, cantata dagli alpini, ragazzi, fa venire la pelle d'oca, andate a guardarvi i video su YouTube per credere. Quindi niente, ci mettiamo in moto, sono le 8:54, non dovrebbe essere un'escursione lunghissima, intanto la prima tappa sarà Passo Tre Croci e dopo verso sud. Ecco il rifugio Cesare Battisti, guardate i piedi delle piccole Dolomiti, che potenza, oh! Passo Tre Croci, un'ora e un quarto. Sempre più sotto è Sasso Molese, che è questo proprio sopra me, mentre questo un po' più verso sud dovrebbe essere la Guglia del rifugio. Ed ecco qui sopra il primo checkpoint, il passo delle Tre Croci. Poi Ecco una qua. foto. Ah no, faccio video più che altro. Siamo arrivati al passo Tre Croci alle 9:03 della partenza. Siamo mezz'oretta in anticipo. Allora, lì sul passo c'è il rifugio appunto Passo Pertica. Qui davanti vedete il rifugio Revolto. Guardate una serie di caseggiati giù in fondo in valle. Bellissimo. Guardate qui la neve che scende e resiste ancora dalle pareti nord del Monte Zevole.
stupenda camminata qui adesso in leggera pendenza, in discesa. Guardate che visuale verso sud, cantevole. Ebbene, eccomi qua al suo cospetto, il mitico Monte Gran Molon. Vedo appena la croce di vetta. Qui sotto invece Malga Fraselle di sopra intanto. Ecco qua Malga Fraselle di sopra, indicazioni. Vedete per Fraselle di sotto, Giazza. Qui mi viene in mente il mio amico Alessandro Weird. Vedete Monte Gran Molon, prima indicazione, un'ora. Altre indicazioni, vedete qua Bertagnoli 1 ora 10, Montefalcone 2,50. Grazie a sorpresa, la tempistica per Gran Molon si è dimezzata, 30 minuti, perché penso appunto sia una direttissima, perché infatti vedo che il sentiero non è più 202 ma 211. Guardate il Calega in un momento con poche nubi. Mamma che meraviglia. E ci siamo quasi. E vai. Finalmente è arrivato a Monte Gran Molon. Mamma mia. Che spettacolo. Questo qui proprio sotto è il sentiero dei grandi alberi. Ecco qua. Monte Gran Molon, 1814. Allora, prima di fare un po' di pausa lì sulla croce, magari mangiando qualcosa, vado a vedere qui le indicazioni. Vedo un paio di indicazioni CAI, vedere cosa segnalano, così per
saziare la curiosità. Ecco, dopo aver fatto volare un po' il drone, faccio una veloce pausa pranzo. Sono le 11:40. Intanto sta arrivando tanta gente qui a Gramolon, prima non c'era nessuno. E il tempo sembra tenere, quindi ci va anche bene oggi. Bene, saluto il Gramolon qui alle mie spalle. E niente, oggi ho deciso di fare la fine qui dell'escursione direttamente dalla cima, perché tanto comunque avete visto il sentiero del ritorno sarà uguale a quello dell'andata, quindi non vale la pena filmare tutto. Vi lascio solo questa metà, diciamo, escursione che spero vi sia piaciuta. Quindi qui dalle 11:48 il sottoscritto vi saluta, dopo aver ammirato innumerevoli panorami pazzeschi oggi qui col Carrera davanti senza nubi, il Pasubio là dietro, poi i ragazzi qua in vetta, ce n'era uno che era veramente un'autentica enciclopedia e io non ho potuto fare altro che ascoltare in silenzio. Più tardi vi metterò i dati dell'escursione e adesso ridiscenderò, anzi i dati ve li metterò direttamente nella descrizione del video.